Bene, diamo inizio alla cerimonia. Buongiorno e benvenuti a Zavara del Montello, in occasione dell'81esimo anniversario della battaglia di Nikolajevsk. Do il benvenuto al sindaco di Zavara del Montello, Maurizio Cavallin, e a tutta l'amministrazione comunale. Al sindaco e consigliere delegato Claudio Sartori, in rappresentanza del presidente della provincia, Stefano Marcon, e al gonfalone della provincia. Ai sindaci e amministratori presenti e ai loro gonfaloni. Al capitano dell'aeronautica militare Deborah Antoniazzi, in rappresentanza del comandante del 51esimo stormo di Istrana, colonnello pilota Emanuele Chiadroni. Al vicebrigadiere Angelo Pizzuttoli, in rappresentanza del comandante della stazione dei carabinieri di Nervesa della Battaglia, maresciallo Salvatore Vasaturo. Al professor Alfonso Beninato, al laboro dell'UNIR, Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia, sezione pedemontana Piave Montello Treviso e Valdobbiadene, e ai loro rappresentanti e ai familiari dei Reduci di Russia. A tutti i rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma presenti con i loro simboli associativi e naturalmente a tutti i presenti. Si rendono ora gli onori al gonfalone del comune di Nervesa della Battaglia, che entra nello schieramento. Presenti, attenti! Onori al gonfalone del comune di Nervesa della Battaglia, decorato di medaglia d'oro e merito civile, che entra nello schieramento. Presenti, riposo. Presenti, attenti. Alza bandiera.
si rendono ora gli onori ai caduti. Presenti, attenti! Onori ai caduti di tutte le guerre e ai dispersi in terra di Russia. Presenti, riposo. La cerimonia continua con la commemorazione ufficiale. Prende la parola lo storico professor Alfonso Beninato. Buongiorno a tutte le autorità, buongiorno a tutte e a tutti. Ci ritroviamo per l'81° anniversario di Nikolajevka, battaglia che rappresenta sicuramente l'episodio culmine dell'epopea dei fatti d'arme, delle penne nere e non solo delle penne nere nella Seconda Guerra Mondiale. Il tardivo ordine di ripiegamento raggiunse i reparti delle divisioni alpine ancora schierati sulla linea del Don, quando ormai ai loro fianchi il nemico aveva già sfondato le linee del fronte e si apprestava ad accerchiare anche le unità alpine. Dal 16 gennaio fino al 31 gennaio le nostre forze furono costrette a ripiegare per raggiungere la nuova linea arretrata del fronte. La storia ormai la conosciamo, è impressa nei nostri cuori e in molti rimase impressa per tutta la vita nei loro corpi e nei loro occhi. Molta storia rimane ancora in quella terra di Russia e attende di essere riportata in patria. Furono giorni non solo di estenuanti marce nella neve con temperature che sfioravano i 40 sotto lo zero, ma anche giorni di violente battaglie per impedire che il nemico completasse definitivamente l'accerchiamento, causando la completa distruzione dell'intera armata. Queste unità, composte principalmente da ragazzi di 20 anni, si aprirono la strada per 200 chilometri, combattendo in successivi diversi scontri, attingendo al senso del dovere e soprattutto motivati dalla speranza di poter tornare a baita.
In assoluta inferiorità numerica e scarsi di equipaggiamento ed armamenti pesanti, gli alpini, attingendo alle ultime disperate forze e spinti dall'esempio del generale Reverberi al grido "Tridentina avanti", riuscirono a spezzare l'ultimo anello dell'accerchiamento a Nikolajevka. Questa azione garantì a migliaia di poter tornare a casa. Al termine della battaglia, solo una parte della Tridentina, piccoli reparti delle altre divisioni alpine ed i resti dell'ottava armata riuscirono a salvarsi. Più di 80.000 nostri soldati che componevano quello che era l'Armir rimasero per sempre nella steppa ghiacciata. Noi che studiamo gli eventi, che raccontiamo i fatti, possiamo solo immaginare quei momenti drammatici e decisivi, ma chi li ha vissuti in prima persona non può ricarmarsi sopra, come il colonnello Giuseppe Adami, che così racconta. Il generale Reverberi, guardando quella massa di gente che sta inerte alle nostre spalle, pensa che è giunto il momento di incitare tutti con l'esempio, e preso il generale Nasci sotto il braccio si avvia alla ferrovia per partecipare personalmente all'attacco e cercare di entrare in paese prima che arrivino le tenebre, perché non vi è dubbio che nessuno avrebbe potuto resistere ad un addiaccio in quella notte fredda. Molti seguirono i due coraggiosi generali mentre l'azione riprendeva violenta e drammatica, perché gli alpini, le cui povere mani ghiacciate reggevano un misero fucile, trovavano ancora la forza di reagire alla terribile reazione nemica e alla deficienza dei mezzi supplivano con un'aggressività che aveva del miracoloso. Nel furore della battaglia le mitragliatrici e i cannoni nemici non ci arrestano più. Il nemico rimane disorientato ed indeciso di fronte a tanta audacia e slancio, e di ciò ne approfittano gli alpini che cacciano definitivamente i russi. Il miracolo è compiuto. Nikolajevka è presa da pochi uomini esausti, sfiniti e pressoché disarmati, alla testa di una colonna di 40.000 uomini, quasi tutti disarmati e in parte congelati, e il varco verso la salvezza fu aperto. Nel bollettino sovietico numero 630 dell'8 febbraio è scritto che il corpo d'armata alpino del generale Nasci è l'unica grande unità fra le tante che combatterono contro gli eserciti dell'Unione Sovietica che deve considerarsi in vita in terra russa. Ciò significa che le penne nere possono fregiarsi di un titolo d'onore che non seppero conquistarsi né le armate di Carlo XII né quelle di Napoleone e nemmeno infine le potenti divisioni di Hitler. Mi piace chiudere con un episodio che spesso Mario Rigoni Stern mi raccontava quando veniva nella nostra terra trevigiana o quando andavo a trovarlo sull'altopiano, riportato anche in quello splendido libro Il sergente nella neve. Siamo nel bel mezzo della battaglia di Nikolajevka. Il sergente entra in un'isba, dentro vi sono dei soldati russi, dei prigionieri no, sono armati, con la stella rossa sul berretto. E racconta: io ho in mano il fucile, li guardo impietrito. Essi stanno mangiando attorno alla tavola. Vi sono anche delle donne. Una prende un piatto, lo riempie di latte e miglio con un mestolo dalla zuppiera di tutti e me lo porge. Io faccio un passo avanti, mi metto il fucile in spalla e mangio. I soldati russi mi guardano, le donne mi guardano, i bambini mi guardano. Nessuno fiata. Prima di uscire Rigoni Stern chiede alla donna un favo di miele per i suoi compagni. La donna glielo dà e continua il racconto. Così è successo questo fatto. Ora non lo trovo affatto strano a pensarmi, ma naturale, di quella naturalezza che una volta deve esserci stata tra gli uomini.
Dopo la prima sorpresa tutti i miei gesti furono naturali, non sentivo nessun timore né alcun desiderio di difendermi o di offendere. Era una cosa molto semplice. Anche i russi erano come me, lo sentivo. In quell'Isva si era creata tra me, i soldati russi, e le donne e i bambini un'armonia che non era un armistizio, era qualcosa di molto di più del rispetto che gli animali della foresta hanno l'uno per l'altro. Una volta tanto le circostanze avevano portato degli uomini a saper restare uomini. Chissà dove saranno ora quei soldati, quelle donne, quei bambini. Finché saremo vivi ci ricorderemo tutti quanti eravamo, come ci siamo comportati, i bambini specialmente. E se questo è successo una volta, potrà tornare a succedere. Potrà succedere, voglio dire, a innumerevoli altri uomini e diventare un costume, un modo di vivere. E noi, che oggi siamo qui, vogliamo crederlo ed affermarlo come lo credono, lo affermano con il loro impegno concreto tutti gli alpini e i soldati che all'insegna del nostro tricolore si trovano nei diversi luoghi caldi del pianeta a contribuire al mantenimento della concordia e della pace. Ecco, Nikolajevka continui ad insegnarci questo, la pace e la vera umanità. Grazie. Grazie professore. Ed ora, prima dell'elocuzione delle autorità, andrò a leggere la lettera del Presidente della Regione Veneto, dottor Luca Zaia, inviato al Sindaco di Giavara del Montello, Maurizio Cavallini. Pregiatissimo Sindaco Cavallini, ringraziandola per il cortese invito, mi duole comunicare che, come anticipatole dalla mia segreteria, a causa di concomitanti impegni istituzionali, non potrò partecipare alle celebrazioni del 31° anniversario della battaglia di Nikolajevka, consumatosi il 26 gennaio 1943. Il fatto d'arme costituisce una delle pagine più dolorose nella secolare storia del Corpo degli Alpini, che in quella tragica giornata di 81 anni fa furono chiamati a pagare un altro tributo in termini di caduti, sofferenze e dolori. Il senso più profondo di iniziative come questa risiede nella capacità di riavvolgere il filo della memoria che soprattutto alla luce dei venti di guerra che sconvolgono ancora il nostro continente, è il nostro dovere coltivare, preservare e tramandare alle future generazioni. Il lascito più importante dei tanti che purtroppo non ritornarono a baita è proprio questo, la consapevolezza che la pace, il più alto dei valori, deve essere coltivata quotidianamente mediante il dialogo e il rispetto delle peculiarità altrui. Non posso esimermi, prima di concludere, da ringraziare l'intera amministrazione comunale e la sezione ANA di Treviso per gli sforzi organizzativi generosamente profusi e il forte senso d'attaccamento dimostrato nei confronti dell'unica ricchezza di una comunità, il ricordo. Esprimendo la mia vicinanza ideale, concludo formulando, per suo cortese tramite, il saluto della Regione del Veneto e mio personale a tutti i presenti e alle autorità convenute. Dottor Luca Zaia. Ed ora prende la parola il Sindaco di Giavara del Montello, Maurizio Cavallini. Signore e signori, autorità civili e militari, nonché colleghi sindaci e rappresentanti di tutte le sezioni del Corpo Alpini e delle associazioni combattentistiche e ai familiari dei reduci di Russia. Porgo i saluti da parte dell'amministrazione comunale di Giavara del Montello. Un ringraziamento particolare alla sezione ANA di Treviso che ci coadiuva con questa organizzazione e che già ormai da qualche anno siamo compartecipi a questa manifestazione. Oggi commemoriamo l'81° anniversario della battaglia Nikolajevka,
una battaglia che era della disperazione, era una battaglia che doveva essere o vivi o morti, o tornare a casa o rimanere prigionieri. È stata veramente una giornata di tragedia, come è stata la tragedia di tutta la campagna di Russia che ha mandato i nostri giovani, e soprattutto per colpa di chi ha mandato i nostri giovani a combattere in un luogo che non erano certamente idonei e adatti con i materiali che gli erano stati dati. Ecco, mio padre ha fatto la ritirata di Russia. In vita sua non mi ha mai parlato di questa ritirata. Ha sempre ripudiato le armi e questo me l'ha sempre insegnato e questo è un valore che io voglio trasmettere anche ai miei figli. Quindi quello che serve e quello che deve essere questa giornata è il ricordo soprattutto di una tragedia, ma un ricordo per dire non vogliamo più la guerra, vogliamo la pace. Questo è quello che dobbiamo trasmettere. In questi giorni questa settimana che come amministrazione abbiamo commemorato la giornata della memoria. Fra qualche giorno faremo anche la giornata, commemoreremo la giornata del ricordo, però in questi tempi, in questi giorni che veramente stiamo ogni giorno sul telegiornale, in televisione, assistiamo a notizie che ci sconvolgono sulla guerra. Guerre che partono, non si sa se finiscono, non si sa se vengono e se si sviluppino ancora di più. Molto probabilmente sono giornate che devono far riflettere. Questi nostri incontri, queste nostre commemorazioni di battaglie che sono state un esempio, deve essere un esempio perché la guerra non ci sia più, molto probabilmente la memoria è colta. In questi giorni non ci si ricorda più di queste tragedie. Noi dobbiamo farle ricordare perché la memoria non sia più colta. Grazie. Grazie signor Sindaco. Prende la parola il consigliere delegato della provincia di Treviso, Claudio Sartori. Buongiorno. Porto il saluto dell'amministrazione provinciale di Treviso, che è rappresentata dal sottoscritto, ma anche dalla sindaca di Crocetta Marianella Tormena. Un saluto naturalmente all'amministrazione comunale di Giavera, ai colleghi sindaci, alle autorità militari che sono qui presenti, a tutti gli alpini e altre associazioni d'arme che impreziosiscono ogni anno questo momento di ricordo, di memoria, di grande rispetto verso tutti i nostri soldati che sono stati in Russia. Quando ho sentito prima il racconto, il discorso del professor Beninato, è sempre completo, sempre molto esaustivo, ho percepito una grande emozione quando ho ricordato in più di un'occasione il libro di Mario Rigoni Stern, romanzo di Mario Rigoni Stern, Il sergente nella neve, che poi è quel libro che ha permesso anche alla mia generazione di capire cos'è stata l'esperienza della Russia per una generazione intera. E quella frase che ho sentito pronunciare in più occasioni, letto in più occasioni in quel libro, sergente, rivaregna baita, è una cosa che mi è rimasta nella memoria sempre, soprattutto quando vengo a questa manifestazione, vengo in questo luogo e leggo i nomi delle tante persone che non hanno più fatto il ritorno a casa. È una frase che ho pensato quando ho sentito la notizia di quei 20 bare che dovranno tornare a Venezia, che sono rimaste nelle steppe, attorno alla zona del Don, nei vari campi di prigionia russa per 80 anni senza tornare a casa. Ecco, questi sono tornati a baita, ma ancora molti sono rimasti in quei territori. E penso sempre alla disperazione delle madri, delle mogli, dei familiari di tutte queste persone che non hanno mai avuto un momento per celebrare un funerale, per mettere un fiore in qualche tomba, anni di disperazione, di speranza magari
perché qualcuno magari potesse anche tornare, e invece sono tutte speranze che sono rimaste vane. Ecco perché ho un grande rispetto per gli alpini quando organizzano questi eventi, perché vedete, a volte si può finire nella retorica, nel patriottismo, ma queste sono manifestazioni di grande rispetto, di memoria, sono tutte quelle preghiere, tutti quei momenti di sofferenza, tutti quei momenti di ricordo che tanti familiari non hanno potuto fare materialmente nelle tombe dei nostri caduti di Russia. Avete un grande cuore, sempre lo dimostrate anche in queste occasioni. E insieme al ricordo, ecco l'esaltazione del momento della pace. Chi è tornato a casa da quell'esperienza, ho ricordato prima il sindaco Cavallin, pochi hanno raccontato l'esperienza della Russia, forse l'abbiamo letta in qualche libro, l'hanno raccontata per essere riportata, ma pochi hanno ricordato. E credo che quelle dimenticanze, quella voglia di non raccontare spesso, di quella sofferenza, sia quella sofferenza che è impressa nell'articolo della Costituzione per cui l'Italia ripudia la guerra. Lì è scritto, con quella sofferenza abbiamo scritto quell'articolo della Costituzione, e noi abbiamo il diritto e il dovere di preservare sempre e comunque la pace per le prossime generazioni. Grazie a tutti e buona domenica. Grazie consigliere. Ed ora in corteo entreremo in chiesa per la Santa Messa. Alla fine della Santa Messa usciremo sempre in corteo, ci posizioneremo come siamo in questo momento per rendere gli onori al gonfalone del comune di Nerviso della Battaglia che lascerà lo schieramento. Entrano in chiesa nell'ordine i gonfaloni con i vessilli e laberi delle altre associazioni combattentistiche d'arma. A seguire le autorità e i sindaci. E infine il blocco degli alpini.
Un benvenuto a tutti, un saluto alle autorità militari, civili, a tutti i gruppi alpini e a tutti i fedeli che sono venuti oggi proprio per questa celebrazione in onore della Nicolaiezza. Lo salutiamo e ringraziamo della sua presenza Monsignor Fabio Franchetto, che è il cancelliere vescovile, è venuto a presiedere questa Eucaristia e ci porta anche il saluto del Vescovo Michele. Grazie Don Narciso, un saluto anche da parte mia a tutti voi, da parte anche del Vescovo Michele, un saluto, mi unisco ai saluti appunto anche alle autorità presenti, civili e militari. Ecco, vi ricordo la memoria del sacrificio, del dono della vita, di tanti alpini caduti in guerra, di tanti soldati caduti nelle guerre. Ecco, ora li vogliamo vivere proprio nella memoria del sacrificio, del dono della vita offerta di Gesù. La gente rimane stupita, ammirata, affascinata dall'insegnamento di Gesù. Percepisce che la sua parola ha qualcosa di diverso. Le parole ne avevano sentite tante da parte degli scribi, da parte dei farisei, ma quella di Gesù non era come la loro. Era una parola autorevole. È una parola autorevole, una parola che rispecchia la sua vita, una parola in grado di raggiungere, anzi potremmo dire di ferire il cuore di chi lo ascolta, di rinnovarlo, di portarlo in alto. Ecco, il mondo è pieno di tante parole, valanghe di parole si rovesciano su di noi in diverse forme, parole gridate, parole che sono chiacchiere, notizie che non sai se sono vere, parole scritte nei messaggi del cellulare, post sui social, commenti di ogni genere. Ecco,
ecco, il peso specifico, la qualità di queste parole si fa sempre più evanescente. Di quale parola io posso fidarmi? Qual è la parola che non è vuota e che non mi rende vuoto quando la ascolto? Perché alla fine il pericolo è quello di essere circondati da tante parole a cui non si fa più caso, che non sono più ascoltate. In questa giornata noi siamo chiamati a guardare alla vita di tanti alpini come ad una vita che si rivela come una parola autorevole da ascoltare. Quelli che hanno combattuto nelle 2 guerre mondiali e sono ritornati, quelli che sono caduti, quelli di cui non si è più avuta notizia. Di alcuni sono state raccolte le testimonianze, di altri abbiamo le commoventi lettere che scrivevano dalle fronte, di altri ci sono rimasti solo i nomi, qualche foto, accompagnati dalle lacrime dei loro cari. Parole come coraggio, servizio, sacrificio, resilienza, compassione, umanità, pietà, non sono rimaste parole vuote nella loro vita, ma si sono fatte corpo nel loro tragico vissuto. Mi colpiva la testimonianza di un cappellano militare che fu presente alla campagna di Russia, un signore Nelio Franzoni, morto nel 2007. Noi conosciamo tutti, almeno per noi c'è molto più familiare anche la testimonianza del beato Don Carlo Gnocchi, che è raccolta nel suo bel libro Cristo con gli Albini. Ma ce ne sono anche tanti altri, sacerdoti che scrivendo le loro memorie ci hanno riportato episodi di umanità e di pietà vissuti in quei tragici momenti. E scrive un signor Franzoni, ricordando la sua prima messa. Quando si dice la prima messa, quando si è ordinati preti, è usanza stampare un santino. E dice lui, anch'io l'ho fatto per la mia prima messa. Lo ricordo benissimo, diceva così: il sacrificio della mia vita, che con quello del tuo figlio da me richiedi, o Dio salga gradito al tuo cospetto, e concedi che ogni giorno te l'abbia ad offrire con la generosità di quest'oggi. Ogni giorno, scrive lui, e quindi anche il 16 dicembre 1942, quando il sacrificio della vita mi si presentò non più come una romantica prospettiva, una bella parola da accarezzarsi, ma divenne un'urgenza violenta e improvvisa. 16 dicembre del 42 Don Franzoni, nonostante l'ordine di ritirata, restò per assistere i feriti intrasportabili e fu fatto prigioniero. Per ben 2 volte rifiutò il rimpatrio per continuare la sua opera di assistenza spirituale e materiale ai compagni di prigionia. Quello che colpisce nella sua testimonianza poi è come lui stesso, come dicevo, si sia reso conto di come tante volte anche noi pronunciamo belle parole, ma poi la vita ci pone davanti a tante occasioni in cui dare un contenuto forte alle belle parole in cui diciamo di credere. Così è stato per lui, così per tanti soldati, ecco, non si sono tirati indietro di fronte alla possibilità di dare il contenuto della loro stessa vita per rendere piene le parole in cui credevano. Ma poi lui stesso ha saputo raccogliere le parole dei soldati, riconoscendone l'autorevolezza nella loro fede sofferta. In un campo di prigionia in Russia, narra De Franzoni, dove la baracca era diventata una bolgia e i nervi a fior di pelle rendevano furiosi gli uniti, come potevo io dire, ragazzi dai, preghiamo? C'erano urla, imprecazioni, bestemmie. Che coraggio potevo io avere di chiedere di pregare? Ma mi venne vicino un soldato e mi disse: cappellano, perché non diciamo il rosario? Quando io, raccogliendo quella voce, cominciai a gridare: ragazzi, qualcuno mi ha chiesto di dire il rosario, io non so quale miracolo abbia portato il silenzio. È stato uno stupore generale, come se nessuno sapesse più come era fatto il silenzio.
E io ho intonato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ho sentito la mia voce e dai ripiani nella penombra fumosa ho visto le teste che si sporgevano e occhi orientati verso di me. Ho sentito voci affratellate e occhi insieme a dire: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Era un sogno per me e per i miei amici. Potevamo goderci una tregua, un riposo. La preghiera ci ridava una dimensione umana. Da quella sera era stato agevole per me invitare alla preghiera. Era mezz'ora attesa anche da chi non sapeva l'Ave Maria, mentre io riacquistavo coscienza della mia importanza. Quella pausa di mezz'ora dipendeva da me, dal mio rosario, ed era l'unica cura al delirio che ci esauriva. Ecco il frutto della preghiera. Ecco il frutto della parola di Dio ascoltata e pregata anche in semplicità, in tragiche situazioni, attraverso le preghiere imparate a memoria. Una parola che ci restituisce la nostra umanità, proprio perché ci pone davanti a Dio. Nel Vangelo si mette in evidenza come proprio in sinagoga, nel luogo della preghiera, ci fosse un uomo posseduto da uno spirito impuro. E la sua condizione si rivela grazie alla parola autorevole di Gesù. Eppure, chissà quante volte anche lui in sinagoga aveva ascoltato proclamare e spiegare la parola di Dio, ma la sua vita, il suo cuore, rimaneva come schermato, incapace di ascoltare e di raccogliere il messaggio di conversione. Noi oggi chiediamo la grazia di non rimanere schermati di fronte al messaggio che raccogliamo dalla memoria che oggi viviamo. Chiediamo la grazia di lasciarci ferire il cuore, perché il nostro cuore, nel ricordo di tanti drammi e tante tragedie che purtroppo non sono ancora finite, ma anche nel ricordo di tanti episodi di eroicità e di umanità, il nostro cuore continui a lasciarsi muovere, commuovere dalla compassione, dalla solidarietà, dal dono di sé, dal desiderio di pace. Purtroppo quell'uomo posseduto da uno spirito impuro diventa facilmente immagine di un'umanità che ancora oggi ha ancora tanto bisogno di lasciarsi purificare dallo spirito della divisione, della discordia, della guerra. La guerra, ci ricorda Papa Francesco, non è un fantasma del passato, ma è diventata una minaccia costante. Da tanta sofferenza vissuta nelle guerre, gli alpini sono riusciti a sviscerare nella loro storia sentimenti di fraternità, di solidarietà umana, di impegno civile. Fraternità e servizio, due parole che vi descrivono bene, ha detto Papa Francesco incontrando la vostra associazione nel febbraio del 22. Allora continuiamo a percorrere questo cammino. Come ci ricorda sempre Papa Francesco, oggi siamo di fronte alla grande occasione di esprimere il nostro essere fratelli, di essere buoni samaritani che prendono su di sé il dolore dei fallimenti, invece di fomentare odio e risentimenti. È questo il cammino che voi alpini avete saputo percorrere nella storia, facendo memoria proprio della tragedia, in risposta anche alle tragedie che tanti di voi hanno vissuto nella storia. La memoria di oggi allora ci aiuti a tenere sempre vivo il desiderio di fraternità e di pace. E concludo con alcune parole della preghiera per la pace rivolta a Maria da Papa Francesco nell'ottobre scorso. Un dono che abbiamo sempre bisogno da invocare, soprattutto in questo tempo per tanti luoghi. Maria, guarda a noi, siamo qui davanti a te. Tu sei madre, conosci le nostre fatiche e le nostre ferite. Tu, Regina della pace, soffri con noi e per noi, vedendo tanti tuoi figli provati dai conflitti, angosciati dalle guerre che dilaniano il mondo. Tu che di tutti hai compassione, insegnaci a prenderci cura gli uni degli altri. Tu che riveli la tenerezza del Signore, rendici testimoni della sua consolazione. Madre, tu Regina della pace,
riversa nei cuori l'armonia di Dio. Amen. Onori al gonfalone del comune di Nervesa della Battaglia, decorato di medaglia d'oro al merito civile, che lascia lo schieramento.
Presenti, riposo! Siamo giunti al termine della cerimonia. Ringrazio tutte le autorità civili, militari e religiose, le associazioni combattentistiche d'arma e tutti i presenti. Di nuovo grazie e buona domenica a tutti.